Benvenuti alla nuova puntata della TV dei ragazzi. Vediamo il sommario. I modellini del Ponte degli Alpini di Bortolo Zilio. Conosciamo il mondo delle api. Il libro della settimana. Il progetto Green to School. Scopriamo il progetto Panathlon di Cittadelle. Oggi siamo qui con il signor Bortolo. Buongiorno signor Bortolo. Ci vuole raccontare un po' come è nata la sua passione per il ponte di Bassano? La passione è venuta dopo che sono andato in pensione. Visto che ho giocato poco da bambino, adesso che sono un po' più anziano mi sono messo un po' per caso a fare delle piccole cose con il legno ed è venuto fuori che ho provato a fare il ponte di Bassano e ho cominciato così per caso e ho visto che riescono abbastanza bene e ho continuato così. Quanto hai impiegato per costruire i suoi modellini? Per costruire questa storia, cioè la storia completa del ponte, ho messo quasi 7 anni con delle ricerche fatte tramite libri. Quindi, ogni ponte ci impiego 6 mesi, dai 5 ai 6 mesi costruirne uno, perché sono fatti tutti a mano. Io non ho mai fatto il falegname, sono un pensionato, uno che la mia attività è stata tutta diversa, sicché non so usare macchine, faccio solo quello che mi viene con le mani praticamente. Come è riuscito a recuperare tutte le informazioni necessarie per la ricostruzione storica del ponte? Ho cominciato a leggere qualche libro che avevo a casa, poi ho visto un po' di interesse, sono andato in biblioteca, al museo, a vedere un po', a parte dei libri, ma soprattutto qualche dipinto, qualche quadro, qualche disegno, qualche progetto, per vedere un attimo, perché l'attuale ponte sì, lo vediamo tutti i giorni, però quelli che raccontano la storia bisogna un po' approfondire con libri, con la storia stessa che dice, perché certi ponti non c'è la figura neanche sui libri di storia del ponte, cioè io li ho costruiti basandomi su quello che dice la storia mentalmente, leggendo, passandolo con la memoria, ricostruirlo dentro di me e poi provare a costruirlo con le mani. Altri progetti per il futuro? I miei progetti sono quelli di poter esporre la mostra, però farla esporre anche in varie parti d'Italia. È un po' difficile portarli, ma soprattutto portare queste informazioni nelle scuole, soprattutto nelle scuole, far vedere come veramente era il nostro ponte di Bassano, che è una storia, penso che sia anche l'unico ponte al mondo che possa raccontare una storia così lunga, perché è stato più volte distrutto, ricostruito e ricostruito sempre in una maniera tale, va bene, e diciamo che merita di essere ricordato. La mia preoccupazione è quella di non trovare posti, perché sai, è un po' ingombrante spostarla tutto il resto, però io mi do da fare. Sono riuscito anche a pubblicare un libro, va bene, che è intitolato Aiutiamo il ponte di Bassano e di cui il ricavato va a favore per il restauro del ponte. Molte grazie per la sua disponibilità e complimenti. Ciao ragazzi, oggi siamo in compagnia di Massimiliano che ci racconterà e ci spiegherà qualcosa in più sulle api. Buongiorno, come funziona un'arnia? Un'arnia è un organismo molto complesso, però l'arnia di per sé è solo la cassa di legno. All'interno della cassa c'è l'alveare, ossia quella famiglia di api che
ci dà tutti i prodotti che conosciamo o che sarebbe bene conoscessimo. Quali sono i prodotti delle api? I prodotti sono il miele, la cera, il propoli, la papa reale, il polline e poi anche il veleno, che sarebbe meglio chiamare apitossina, ma sono veramente tanti e il prodotto principale in realtà sono le api stesse, che ci danno tantissimi frutti, che sono appunto tutti i prodotti che mangiamo, perché direttamente o indirettamente vengono dall'azione delle api. Come viene prodotto il miele? Il miele viene prodotto dalle api raccogliendo dei prodotti zuccherini, che possono essere il nettare, la melata o altre cose, che trovano principalmente nei fiori. Poi le api lo producono passandoselo tra di loro e in questa maniera concentrano sempre più questo zucchero, lo arricchiscono dei loro enzimi e diventa il prodotto che tutti conosciamo e apprezziamo. Esistono diversi tipi di apicoltori. Sì, gli apicoltori sono tanti e di tanti tipi diversi. Ci sono quelli più artigianali, più piccoli, più attenti, e ci sono anche quelli più grossi e più industriali, per così dire. Ma la distinzione principale che ci piace fare è magari tra quelli che usano un metodo cosiddetto convenzionale e coloro che invece hanno il metodo biologico, che quindi sono più attenti non solo all'ambiente ma anche alla vita stessa delle api e alla salute dei consumatori, che consumeranno poi quei prodotti. Quali sono i ruoli delle api all'interno di un alveare? Le api fanno delle funzioni veramente diversissime. Appena nate iniziano subito a darsi da fare e puliscono la loro celletta. Poi ci sono le api che si dedicano alla pulizia, alla ventilazione, alla raccolta del nettare, del polline e poi a tantissimi altri lavori, fino anche appunto difendere l'alveare al costo della vita, perché sapete che se un'ape punge una volta sola e dopo muore. Quante api può contenere un alveare? Tantissime. Noi abbiamo dentro un alveare migliaia e migliaia di api. Stimiamo che in stagione, tipo adesso, ci possono essere anche 100.000 api o più. Come viene prodotto il miele? Il miele viene prodotto attraverso la raccolta di sostanze zuccherine come il nettare dalle api bottinatrici, e queste api poi se lo passano un po' alla volta fino a concentrarlo e ad arricchirlo, lo racchiudono nelle cellette e alla fine l'apicoltore prende questo miele, lo pulisce, lo purifica diciamo e lo invasetta, rendendolo disponibile a tutti coloro che vorranno usare un prodotto molto più sano e più conveniente dello zucchero. Quali tipi di miele esistono e cosa si intende per miele biologico? I mieli sono tantissimi, perché per ogni fiore potrebbe esserci un miele diverso. In realtà noi possiamo appunto dividere il miele come possiamo dividere gli apicoltori, cioè miele convenzionale da apicoltori convenzionali e miele biologico da coloro che praticano l'apicoltura biologica, ossia quella pratica che è molto più attenta all'ambiente, alle api e ai consumatori. Quanto miele si può prelevare da un'arnia senza rischi per le api? E bisogna stare molto attenti, perché tante volte noi apicoltori sostituiamo il miele che preleviamo con dello sciroppo di zucchero o del candito. In realtà, come hai detto tu, bisogna stare attenti e prelevarne solo la giusta quantità, in modo tale che le api riescano a essere autosufficienti e non vadano in crisi perché noi gli abbiamo tolto il mangiare, perché dobbiamo sempre ricordarci che il miele loro lo immagazzinano per l'inverno. Quindi se noi siamo attenti e riusciamo a produrre molto miele, possiamo anche prelevarne. Altrimenti, se la famiglia ha un po' di crisi, vediamo che ci sono meno scorte, dobbiamo essere più generosi e lasciare il miele a loro e non prenderlo. Cosa succederebbe se tutte le api morissero? Purtroppo è una brutta profezia che è stata fatta tanti anni fa, che se le api muoiono l'uomo avrebbe solo 3-4 anni di vita. Non sappiamo se sia vero e speriamo di non
andare mai a verificare una cosa del genere. È vero che le api non ci danno solo i prodotti di cui abbiamo già parlato, ma ci danno tantissimi benefici indiretti, perché tantissimi frutti vengono appunto dall'impollinazione delle api, ma poi ci sono una serie di vantaggi ambientali date proprio dall'attività di questi nostri piccoli amici, per cui è meglio tutelarli e tenerseli belli stretti. Grazie per la vostra disponibilità, buon lavoro. Oggi vi parlerò di questo libro intitolato Storia di straordinaria dislessia. Parla di 15 dislessici che nonostante la loro difficoltà sono riusciti a conseguire dei straordinari traguardi. In particolare John Lennon, che fin da piccolo cantava, non andava molto bene in matematica né in scienze, ma andava molto bene in arte. La sua frase è: il rock and roll è reale, tutto il resto è irreale. Ciao a tutti, oggi abbiamo in studio con noi la classe seconda L della scuola media Luigi Piero Bon di Cittadella, che ci raccontano un progetto molto interessante di cui sono stati partecipi. Ciao ragazzi, spiegateci un po' questo progetto. Ora le 3G del TG vi presenteranno il progetto Panathlon: Giulia, Greta e Giacomo. Quale classe ha partecipato? Ha partecipato la classe seconda L dell'Istituto Statale di Cittadella Luigi Piero Bon. Quando è successo? È successo pochi giorni fa, di preciso il 20 maggio 2016. Cosa avete fatto? Abbiamo giocato a una partita di basket in carrozzina e abbiamo ascoltato il racconto di Mattia Catapan, un ragazzo che ha fatto un incidente e adesso si ritrova in carrozzina. Hanno raccontato la loro vita? Sì, e molto di più, ci hanno fatto anche giocare una partita di basket in carrozzina. Era facile? No, non era per niente facile, era difficilissimo perché non si riusciva a stare in piedi, non si sentiva le proprie gambe e si stava sulla carrozzina. Bello? Sì, è stato molto bello e anche istruttivo perché abbiamo capito cosa si prova a stare in carrozzina tutta la vita. Loro vi aiutavano? Sì, ma poco, perché ci passavano solo la palla. Siete riusciti a fare canestro? Solo 3 persone della nostra classe sono riuscite a fare canestro perché era difficilissimo. Cosa hai raccontato ai tuoi amici? Beh, ho raccontato che abbiamo giocato a basket in un modo particolare. Cosa in particolare? Gli ho raccontato che non si riusciva anche a stare in piedi per la carrozzina perché si doveva muovere molto agilmente, e anche dei canestri che non sono riuscito a fare. Ma adesso che effetto ti fa guardare qualcuno in carrozzina? Quando lo vedo non lo vedo più come una persona diversa, ma una persona uguale a noi. Una felicità pazzesca facendo sport. Lo sport è una passione. Ci vuole volontà e volontà. Ce la mettono tutta per vincere. C'è la voglia di vincere, c'è la voglia di giocare. Alla fine del gioco dalle carrozzine noi ci siamo alzati. Loro ci guardavano, loro non potevano. Sono persone normali, io le ammiro e faccio il tifo. Tiferei come per tutti gli altri. Loro ce la mettono tutta, anch'io ce la metto tutta. Non conta se non cammino, ma quanta gioia ho dentro. È la gioia della vita. E io mi sono divertito. Per loro era semplice tirare a canestro, per me no, stando seduto. È un altro punto di vista 2 ruote e non 2 gambe. Sono coraggiosi e non si abbattono. Ci sono molte emozioni. Ora vedo la vita con occhi diversi. Alla fine del gioco dalle carrozzine noi ci siamo alzati. Loro ci guardavano, loro non potevano. Tutto questo mi ha lasciato qualcosa di inspiegabile dentro.
Grazie per la collaborazione e per averci resi partecipi di questa attività. Alla prossima! Ciao! Ciao ragazzi, oggi siamo in compagnia di Renzo Masolo. Ciao Renzo, ci spieghi cos'è il Green to School? Sì, allora intanto ciao Vittoria e grazie per avermi ospitato qua, perché per me è un onore essere ospite di TV dei ragazzi, anzi veramente un giorno per me speciale, perché per me siete una televisione veramente speciale. E sono venuto a parlarvi del Green to School e vi dico velocemente di cosa si tratta. Il Green to School è un'iniziativa che va dal 23 al 28 di maggio e che vuole coinvolgere tutte le scuole del nostro territorio e invitare i ragazzi, per cui gli studenti, i professori, i genitori e tutto il personale che lavora nelle scuole ad andare a scuola in maniera sostenibile, in maniera green. Cosa vuol dire? O a piedi o in bicicletta o utilizzando i mezzi pubblici o condividendo l'auto, facendo carpooling. Cioè al posto di che ogni papà o mamma, un genitore porta il proprio figlio da solo nella macchina, cerca di riempire la macchina con vari ragazzi che abitano nelle vicinanze dove si abita e arrivi a scuola con un'unica macchina anziché 2, 3, 4, 5 macchine, 5 auto. Il Green to School è un'iniziativa che quest'anno è la prima edizione, è un po' una sperimentazione e viene fatta in contemporanea con un'altra iniziativa invece che è il quarto anno che la facciamo, che è il Green to Work, cioè andare al lavoro in modo sostenibile. Quest'anno abbiamo fatto questa prova e abbiamo detto la stessa settimana facciamo il Green to Work e il Green to School, cercando di coinvolgere i lavoratori e gli studenti, e sta andando molto bene perché si sono iscritti su un comprensorio di 12 comuni, per cui a parte oltre Bassano altri 11 comuni che sono intorno a Bassano, 8.500 ragazzi, che sono tantissimi. C'è un sito che anche voi potete andare a visitare, che è il www.pianoperbassano.it, e lì vedete che c'è una pagina del Green to School, vedete cosa stiamo facendo, ci sono le foto, ci sono tutte le esperienze fatte in questa settimana, c'è anche una pagina Facebook, perché so che anche a voi piace magari vedere Facebook, e anche lì c'è una pagina del Piano per Bassano dove potete vedere tutte le esperienze fatte in questa settimana del Green to School. Chi organizza questo progetto? Allora, il progetto del Green to School è un'iniziativa che fa parte di un piano più generale che prende proprio il nome di il Piano per Bassano, che significa pianificare la mobilità sostenibile a Bassano, ma nello stesso tempo è un invito ad andare più piano a Bassano, Piano per Bassano. Piano per Bassano è diventato da poco un'associazione che si occupa di tutto ciò che ha a che fare con la mobilità sostenibile a Bassano, per cui anche un festival in bicicletta, un festival in bici che verrà fatto a settembre, dal 9 al 18 settembre, e molte altre iniziative legate alla mobilità sostenibile. A settembre ci sarà un festival e sicuramente spero che facciate una puntata della TV dei ragazzi anche sul festival in bici a settembre, perché proprio alla fine del festival, il 18 di settembre, una parte della città verrà chiusa al traffico, verrà chiusa alle auto, e si potrà partecipare appunto andando a piedi, in bicicletta, anche partecipando a una grande pedalata cittadina e poi a delle belle attività nei quartieri lungo il Brenta, ma anche in centro storico, con un concerto dal vivo, le danze popolari e tanti assaggi magari di prodotti tipici da mangiare buoni e cose di questo tipo. Grazie Renzo per la tua disponibilità. Grazie a voi, ripeto, per me è stato veramente un piacere, un bellissimo momento essere qua con voi, e vi faccio un augurio: utilizzate sempre di più dei mezzi sostenibili, per cui andate il più possibile a piedi, a scuola, in bicicletta, cercate di convincere i vostri genitori anche magari quando possono ad accompagnarvi o farvi aderire a delle bellissime iniziative come il Piedibus. Cerchiamo magari di lanciare anche a Bassano dei bicibus, e nello stesso tempo cerchiamo di diminuire il traffico e in qualche modo rendere il nostro ambiente più sano, un'aria più pulita. Mi raccomando, l'ultimo appello: controllate sempre la velocità dei vostri genitori quando andate in macchina insieme, controllate i limiti di velocità e chiedete ai genitori di rispettare i limiti di velocità, perché questa è la regola più importante di tutte per la sicurezza stradale. È più importante specialmente per voi ragazzi che andate a scuola in maniera più sicura. Grazie. Ciao, io mi chiamo Giulia. Io mi chiamo Elia. Io Tommaso. Il libro che vi presentiamo oggi è La quaglia del sasso, autore Arianna Pappini.
casa editrice Cartusia. La protagonista della storia è una quaglia non tanto intelligente, ma tutti le vogliono bene. Lei non ha mai covato un uovo e ne ha tanta voglia. Ad un certo punto della sua vita decide di andarsene e trova in un prato un grande sasso, bello, rotondo, e ci si siede sopra, ci si accoccola silenziosa e morbida ed inizia così una lunga attesa, finché non succede qualcosa di straordinario. Il finale è tanto straordinario, per questo vi consigliamo di leggere tutto il libro, proprio per scoprire come va a finire la storia. Volete sapere perché secondo noi questo libro è tanto speciale? Perché parla di desiderio di nascita, di attesa e di speranza. Il racconto affronta con delicata leggerezza il tema della maternità, dell'adozione e dell'amore incondizionato, quindi senza pregiudizi. Un'altra particolarità del libro sta nelle sue bellissime immagini, dove la storia è separata dalle belle e colorate illustrazioni. Per questo il libro può essere letto anche senza parole anche dai più piccoli. Il testo è adatto ai bambini a partire dai 4 anni. Ma piace anche alle persone, agli adulti sensibili. Lo sapevate che il 13 e il 14 maggio 2016 le classi seconda e terza D ad un indirizzo musicale della scuola Vittorelli dell'Istituto Comprensivo I di Bassano del Grappa hanno vinto il primo premio per i migliori allievi delle scuole pubbliche e private convenzionate con il Conservatorio di Musica Pedrollo di Vicenza nella categoria D orchestrale. Gli alunni hanno dato il meglio di sé a seguito di una preparazione condotta dai docenti di strumento, professoressa Michela Batocchio di clarinetto, Marisa Della Vecchia pianoforte, Marcella Beato violino, Tommaso Pilastro flauto. Congratulazioni! Anche per oggi è tutto, se avete idee o curiosità potete scriverci ai numeri che vedete qui sotto. Ci vediamo ogni domenica alle 14:30 su Rete Veneta. Ciao!